Quello ha lavorato, Queste qui sono funzionali, volete il secondo poi la vita. Queste qui intorno che ora stanno funzionando, ora fanno anche questo, sono tutte migliorate. Sono fatte intorno alla allora la chiesa non aveva era centrale a vela, poi la chiesa arrivava qui, non la sala vostra, la chiesa arrivava qua, in questo punto qui, e il pavimento originale è 2,5 metri sotto al pavimento attuale, non è qui. Qualcuno ce l'ho portato sotto dove si fanno gli scavi a sinistra. È qui. Chi ha mirato la Polina o a Cesena e veniva la messa qui, la struttura, la forma ha visto questa dal 1786. Perché fu l'epoca del terremoto famoso che fece, e noi Aretini si conosce per quello, fece imbiancare quella terracotta della Madonna del Conforto nella virgola giù. Arezzo sentivo le scorse. L'epicentro, trovato i dati all'osservatorio Similiano di Firenze, sono che l'epicentro era tra Polina e Subiano, quindi qui fu l'epicentro. Che cosa comportò? Che questa chiesa, nella sua struttura, in parte franò, in altre parti si sgretolò, non ebbe più consistenza. Allora cosa fece? Ecco qui l'errore che ha fatto il Soderi e gli libri di Capolona bisognerebbe correggere, ma una volta scritto non si può noi correggere, no? Ma la storia è questa, ricostruita con la sovrintendenza, da me, ricerche, eccetera, eccetera. Che questa chiesa era la chiesa originale trasformata alla fine del 1700 in oratorio, si chiamava, cioè piccola casa di preghiera. Orare vuol dire pregare. Allora, l'origine di questa chiesa, siamo intorno all'800, non 1800, 800, dopo le riforme di Gregorio Magno, che vanno dal 6 all'800, fu costruita questa chiesa, quindi il pavus là c'era in parte, non la facevano una chiesa, no? Quindi tutta la parte medievale, antica, eccetera. Era a forma di croce greca. Croce greca che vuol dire che non è la nostra croce come quella, dove c'ha lo stilo verticale lungo e quello orizzontale corto, ma erano di 4 stili uguali, le stesse dimensioni, va bene? Allora, perché era lunga? Perché se da quella parte lì, dalle due colonne, in giù vedete che è più stretto e da qui a tutta l'abside è più corto, quindi la parete iniziale era indietro. Qui c'era una ala, un braccio, che collegava con quello di là. Era così. Nel ristrutturare questo oratorio, qui chiusero e costruirono un'abitazione che serviva al parroco, che gli serviva anche di appoggio, di rafforzamento di tutta la parete di qua. Rimisero al posto sta cappellina, che originariamente non era così, tanto vero l'altare è molto bello di pietra, che a breve ancora perché era sempre d'oro, papata dai lumi, però si fanno disagi e stupendo, è tutta in pietra, e fecero questa cappella ristrutturata così. Però l'idea era croce come doveva essere. Non era così, era tutta pitturata in bianco e nero, cioè le colonne grigie, questo fa il colore biancaccio così, tutta rimesso un po' al posto e qui. Questo non c'era niente, la parte qua su non c'era niente.
facendo questa ricerca, questo è stato il Giorgio che l'ha avuto, io cominciai a dire, l'abside che si vedeva dietro il Prezzentino, questa non è una chiesa del 1700, questa è una struttura tipica del romanico, o bizantino in questo caso, ma è lo stesso. E allora, facendo un po' di studi di cosa, venne fuori che con la dottoressa Speranza, allora ora ce l'avevo, si è fatto dopo, lui conosce tutte queste persone, si venne giù e si cominciò nell'amicizia nostra, nei pomeriggi, c'era la Speranza, cercava la cosa cammina, sempre piacere, non ricordo, si cominciò a vedere sotto e si è trovato il basamento della chiesa originale con il piano di pavimentazione, e con degli strumenti particolari. Dopo questo restauro, prevedendo che ci fossero altri soldi per lavorare, si fece con una sonda dei saggi sotto. Pensate che il pavimento a 2,45 m, 46, 2,5 m sotto, era il pavimento a mosaico bizantino. Ecco, non ci si è fatto niente, no? Questo è stato riempito delle macerie della chiesa crollata, e tutte le altre macerie che sono state le hanno messe intorno, facendo un piazzale di rafforzamento per tenere la struttura. Ma questa struttura è 2,5 m di profonda. Quindi anche queste colonne che ha fatto qui i gradini, tutti nel 1700. E allora noi vediamo un oratorio settecentesco, come doveva essere. Ma noi abbiamo aggiunto con i lavori di restauro quello che era precedente, perché si è scoperto. Qualcuno diceva rifacciamola come struttura originaria. La sovrintendenza oggi ragiona